Per 3 giorni Chiavari diventerà la Hollywood dei cosplayers, ovvero degli appassionati di travestimento, cartoons e fumetti. La seconda edizione si preannuncia ricca di novità. Coinvolgeremo nuovamente tutta la città di Chiavari, da Levante a Ponente, e ci sarà un red carpet, quindi strizzeremo l'occhio non solo a tutto quello che riguarda il mondo dei fumetti e del cosplay, ma anche del cinema. Grandi ospiti, tra cui Omar Fantini, un volto noto della televisione e del cabaret, veramente famoso in Italia, molto amato, e poi ci saranno occasioni di incontro, di scambio, conferenze, insomma 3 giorni veramente ricchi e soprattutto pensati per tutte le età. Il centro storico sarà il fulcro della manifestazione. In piazza Fenice a calendario 3 concerti. Si comincia il venerdì sera con The Splain Orchestra, che è un omaggio ai film di Tim Burton. Sono dei musicisti bravissimi, ma sono anche dei cosplayer. È proprio un vero e proprio spettacolo dedicato ai film di Tim Burton. Poi si passa al sabato con gli Animaniacs Corp, un coro vocale di 12 cantanti molto bravi, uno spettacolo prodotto in collaborazione con Luca Comics, in cui loro cantano tutte le canzoni dei film di animazione della Disney. E tra l'altro con la collaborazione e l'ospitata straordinaria del cantante lirico chiavarese Davide Piaggio. E si passa alla domenica con uno spettacolo ancora diverso, perché è uno spettacolo comico-musicale con i Poveri di Sodio e il comico Omar Fantini, che ci parlano della TV degli anni '80. La coincidenza con le giornate europee del patrimonio darà l'opportunità di aprire ai visitatori alcuni siti di pregio chiavaresi. Collaboreranno con noi il Museo Archeologico di Chiavari, apriremo il parco, tra l'altro il parco sarà parte integrante della nuova edizione di Chiavari in Cosplay, e tutto questo appunto rientra nell'offerta delle giornate europee del patrimonio.